Buongiorno a tutti amici, oggi mi trovo vicino Polizzi Generosa e vi faccio ammirare questi monti con queste vallate, questi boschi. C'è una vegetazione molto folta in questo luogo, molto bello, rurale, un luogo che vale sicuramente la pena di conoscere. Ecco, io lo sto filmando affinché tutti, anche i non siciliani, possano ammirare le bellezze di questa terra, una terra che praticamente ha tutto, non gli manca niente. La cosa più incantevole di questo posto è proprio il silenzio. Amici, buonasera a tutti. È continuato il mio viaggio. Stamattina vi ho mandato un video da Polizzi Generosa in cui mi ero fermato per pranzare. Adesso sono a Troina. Siamo in provincia di Enna, ma a 50 km da Catania. Vedete, quella in fondo è la piana di Catania e poi così maestoso, avvolto sempre da qualche nuvola, è l'Ettina, che in siciliano è meglio conosciuto come Mungibeddu. Ecco, vedete che è spettacolare questa veduta qui dalla piazza di Troina, questa vallata è molto suggestiva. E poi consentitemi di apprezzare anche questi paesi, ce ne sono molti in Sicilia, che sorgono proprio sotto le rocce. Ecco, mi viene in mente il titolo di una nota poetessa molto conosciuta in Sicilia, Laura La Sala di Marineo, che ha proprio intitolato uno dei suoi libri Sutta la rocca levi tu pinzeri. Ecco perché Marineo appunto sorge sotto una rocca simile a questa che noi in questo momento stiamo vedendo. Ecco amici, vi lascio con uno scorcio di Troina. Questa credo sia la chiesa madre, la chiesa principale del centro storico di Troina, che è molto piccolo ma molto suggestivo. A Catania, in questa fantastica città. Catania mi è piaciuta sempre. Ecco, in questo momento stiamo vedendo alcune immagini relative alla Villa Bellini, che diciamo si trova sulla via Etnea, nel pieno centro storico di Catania. Dicevo, Catania mi è piaciuta sempre, non so, qualcosa di lei mi colpisce in maniera particolare. E qua degli spaccati molto suggestivi. Ecco, qui siamo all'Acqua Olenzolo, in pieno centro storico, davanti la cattedrale, dove annualmente esce la famosa processione di Sant'Agata. Ecco, vedete, in questo momento stiamo riprendendo appunto la facciata della cattedrale. Niente, Catania, ai piedi di questo vulcano che fa il bello e il cattivo tempo di questo territorio. Ci propone a volte delle eruzioni così fantastiche, soprattutto notturne, ma molto spesso è motivo anche di preoccupazione per i paesi limitrofi.